Sì. Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Misilmeri, lacrime, lunghi applausi per Sara. La bara bianca arriva alla Camera Ardente. Domani funerali della giovane studentessa uccisa a coltellate. Lutto cittadino nelle province di Palermo e Messina. Stefano Argentino intanto è in carcere, rifiuta il cibo e dice di volersi togliere la vita. Non solo caro voli a Pasqua, prezzi dei biglietti alle stelle per raggiungere la Sicilia in aereo ma anche in treno e in autobus. Lo denuncia Assautenti. Intanto i posti del Sicilia Express registrano il tutto esaurito in un'ora. Cara di Mineo, dopo un processo lungo 10 anni arriva la prescrizione per l'ex presidente della provincia di Catania Giuseppe Castiglione, all'epoca soggetto attuatore del centro d'accoglienza dei migranti più grande d'Europa. Sono felice ma amareggiato, dice al nostro TG. Mare Nostrum a Catania, detriti, chiodi, tubolari in ferro e legname nella spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Per un divieto di balneazione salta il solarium di Piazza Europa. A Verona da oggi fino al 9 aprile il via al Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al vino. Inaugurato questa mattina il padiglione 2 della regione, il presidente Schifani qui per sostenere i nostri produttori. Calcio in Serie B, big match tra Palermo e Sassuolo con il rosanero a caccia di punti play-off, fischio d'inizio alle 15. In C il Catania va all'assalto della capolista Avellino con il caloroso sostegno del Massimino. Messina è impegnato a Potenza contro il Sorrento mentre il Trapani vince a Latina ed interrompe la Serie Nera. In apertura lo avete sentito, a Misilmeri, un paese in fila per rendere omaggio a Sara. Aperta la Camera Ardente questa mattina, mentre domani si terranno i funerali della giovane uccisa da Stefano Argentino a Messina. C'era per noi Marco Gulla. Lei ha lavorato con noi nella mia scuola. Abbiamo una bella amicizia con la maestra Cetti e conosceva anche Sara, il marito, tutta la famiglia. La bara bianca di Sara Campanella ha varcato il sagrato della Chiesa delle Anime Sante a Misilmeri tra le lacrime e un lungo, commosso applauso. Una piazza gremita ha accolto in silenzio e poi in un unico gesto corale il feretro della giovane universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega Stefano Argentino. Adesso i giorni del silenzio. Io mi auguro che tutta questa partecipazione e clamore continui anche nella fase processuale, perché ovviamente non si chiede la vendetta, ma la giustizia sì per Sara. L'auto con il feretro ha attraversato via Nazionale fino a Piazza Comitato, cuore del paese, dove centinaia di persone si sono riunite fin dalle prime ore del mattino. Io non la conoscevo Sara, però al posto di Sara potevo esserci io. Sara è ognuno di noi, Sara rappresenta tutti e io vivo fuori, so cosa significa farcela da soli e credere di potercela fare da soli, ma a volte bisogna chiedere aiuto. Sara pensava di poter gestire questa situazione e bisogna credere di poterlo fare. Questa vita deve darcela questa possibilità. Domani funerali alle 11 che saranno officiati da Monsignor Corrado Lorefice, l'ultimo saluto ad una ragazza che doveva ancora scrivere tutte le pagine più belle della sua vita. Ho i figli anch'io e non ci posso credere a una tragedia immane. Intanto proseguono le indagini per questo ignobile femminicidio, arrivano i primi risultati dell'autopsia, sono 5 i colpi che hanno raggiunto Sara Campanella. Intanto Stefano Argentino, che si trova in carcere, ricordiamo, rifiuta il cibo e manifesta sempre l'intenzione di uccidersi. Francesco Triolo.
Sono arrivati i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Sara Campanella, eseguita venerdì all'obitorio del Policlinico di Messina dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo. Tra i colpi più rilevanti dei 5 inferti alla ragazza con una lama, quello mortale alla gola. Si attendono adesso i rilievi sul coltellino trovato dai carabinieri nei pressi del luogo dell'aggressione, rinvenuto a circa 150 metri dal luogo in cui Sara è stata aggredita. Da verificare se si tratti del coltello con il quale Stefano Argentino, il 27enne di nota accusato della morte di Sara e adesso in carcere, ha colpito la ragazza. Stefano Argentino intanto, racconta l'avvocato Stefano Andolina, che insieme alla collega Rossella Campisi assiste il giovane, è in condizioni psicologiche critiche, da giorni rifiuta cibo e acqua e manifesta l'intenzione di togliersi la vita. È profondamente scosso, non parla quasi mai, è chiuso in se stesso e ribadisce la volontà di farla finita. La polizia penitenziaria ha chiesto ai suoi legali di convincerlo a nutrirsi. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre con la cronaca. I carabinieri di Taormina hanno arrestato un trentenne a Giardini Naxos in provincia di Messina per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, che l'aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Più volte l'aveva minacciata anche con armi bianche per ottenere denaro per l'acquisto della droga. E torniamo a parlare della caro voli. Arriva la Pasqua e naturalmente i prezzi dei biglietti aerei vanno alle stelle, ma non solo quelli di chi vuole viaggiare in aereo, perché aumentano anche i costi per chi sceglie il treno e l'autobus. Manlio Viola. Non solo caro voli. A Pasqua tornare in Sicilia per chi vive nel nord Italia sarà un salasso, anche se decide di usare mezzi meno veloci e comodi come treni e bus. Lo denuncia il report di Asso Utenti, che ha preso in esame un viaggio dal venerdì santo al martedì seguente, Pasqua, quindi dal 18 al 22 aprile, in base alle possibilità di ferie della maggior parte dei lavoratori italiani. L'aereo resta il mezzo più caro, con una punta di 518 euro a persona per volare da Linate a Catania andata e ritorno. Non va molto meglio se la destinazione è Palermo, con un costo di 499 euro. Costa un po' meno partire da altri aeroporti come Genova o Torino, ma il biglietto supera comunque le 400 euro. Guardando ai treni, il costo medio del biglietto nel periodo di Pasqua è del doppio rispetto al resto dell'anno, a causa del riempimento dei posti a costo minore. Chi prenota oggi è costretto a scegliere prima classe o tariffe comunque più elevate. Molto più contenuti i costi dei pullman, ma con un incremento di circa il 30% sulle corse aggiuntive speciali, le uniche prenotabili ormai. È attivo comunque lo sconto regionale, i siciliani possono chiedere un rimborso del 25% del prezzo del biglietto aereo, ma questa misura durante le feste appare come un pannicello caldo. Le istituzioni sembrano aver gettato la spugna dopo aver provato un po' di tutto. Ultima dimostrazione il successo della nuova edizione del Sicilia Express, il treno speciale da Torino a Palermo organizzato da FS Treni Turistici e Regione Siciliana. 560 biglietti venduti, tutti in un'ora. E lunedì 7 si replica con un secondo convoglio misto. Chi riuscirà a prendere quel biglietto però farà metà percorso in treno, l'altra metà in nave. E adesso torniamo a parlare della Cara di Mineo. Dopo un processo lungo 10 anni arriva la prescrizione per l'allora presidente della provincia di Catania, oggi deputato di Forza Italia, Giuseppe Castiglione. All'epoca era anche soggetto attuatore del centro d'accoglienza più grande d'Europa. Orazio Longo. Felice ma amareggiato, Giuseppe Castiglione, già ex presidente della provincia di Catania, attualmente deputato a Roma, racconta così la lunga storia giudiziaria che si è conclusa con la prescrizione per i fatti relativi alla gestione del Cara di Mineo, il centro di accoglienza migranti più grande d'Europa, poi chiuso da Salvini nel 2019. Ad interessare gli inquirenti era stata la gara d'appalto per quasi 100 milioni di euro relativa alla gestione dei servizi fra il 2011 e il 2014, ma non solo turbativa d'asta, anche corruzione elettorale tra i reati ipotizzati nelle contestazioni al parlamentare, che nel 2017 chiese il giudizio immediato al fine di poter chiudere il capitolo giudiziario nel minor tempo possibile. Avevo chiesto il giudizio immediato, significa avere un processo che potesse accertare la verità. Tutto questo non è stato possibile, sono passati 11 anni, oggi la sentenza di prescrizione, io però impugnerò questa sentenza di prescrizione perché voglio che venga fatta piena luce sul mio operato, sulla mia condotta, sulla mia trasparenza nell'agire politico e soprattutto nella gestione del Cara di Mineo. Nel 2023 era arrivata la prescrizione per il filone d'inchiesta sulla turbativa d'asta, ora è arrivata anche per la corruzione finalizzata al reperimento dei voti. La sentenza è stata emessa dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania.
Intanto sono ripresi, a proposito di migranti, gli sbarchi a Lampedusa. 70 migranti, tra cui 2 donne, sono riusciti ad arrivare da soli fino all'isola e sono sbarcati sugli scogli di Cala Galera. 15 di loro, nell'abbandonare la barca che era partita da Zuara in Libia, si sono feriti e sono stati portati al poliambulatorio appunto dell'isola. Nessuno è in gravi condizioni, ma i medici stanno medicando escoriazioni e tagli provocati appunto dalla caduta sulle rocce. E adesso a Palermo, rocambolesco inseguimento per le vie di accesso allo Zen. Ieri sera 2 giovanissimi fuggiti all'alto della polizia, appena fermati, hanno aggredito gli agenti, mandandone 2 in ospedale prima di essere ammanettati. Il servizio di Manlio Viola. 2 poliziotti feriti e 2 giovanissimi arrestati dopo una fuga al posto di blocco e un inseguimento. È successo ieri sera in via San Lorenzo a Palermo, esattamente al confine fra il quartiere residenziale Strasburgo e le vie di accesso al popolare quartiere dello Zen. Ma i 2 arrestati, entrambi diciottenni, sono uno del quartiere CEP, l'altro di Bocca di Falco. I 2 ragazzi non si sono fermati all'alt, ne è scaturito un inseguimento e quando sono stati raggiunti hanno aggredito gli agenti ferendoli. Il poliziotto ferito in maniera più seria ha riportato una frattura al setto nasale con una prognosi di 21 giorni. Il secondo agente è stato medicato per ferite più superficiali guaribili in pochi giorni. Ai 2 giovani vengono adesso contestati i reati di lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Il conducente del mezzo era senza patente, alla guida di un'auto sotto sequestro e priva di assicurazione. Nell'abitacolo è stata trovata anche una modica quantità di droga. L'episodio viene considerato come un evento isolato e probabilmente non collegato con la faida in corso allo Zen per il controllo delle scommesse e della droga. E adesso a Catania per cominciare a parlare di stagione balneare. Infatti detriti, chiodi, tubolari in ferro e legname sono presenti nella spiaggetta nera di San Giovanni Licuti e inoltre per un divieto di balneazione salta il solarium di Piazza Europa. Ci dice tutto Tonino De Mana. Splende il sole su San Giovanni Licuti, ma la bellezza del salotto buono di Catania è offuscata. La prima domenica di aprile regala suggestioni e delusioni per chi ha deciso di trascorrerla nel caratteristico borgo, deturpato però da cataste di legname scaraventate sul litorale dalle mareggiate dei mesi scorsi. A distanza di tanto tempo la legna e quel che resta delle piattaforme dei 2 lidi privati è ancora in bella mostra e rappresenta un pericolo per gli amanti della tintarella e per i bambini che giocano tra i chiodi arrugginiti nella spiaggetta nera. La catasta di legname che vedete è stata raccolta da un privato, ma nessuno si è occupato e poi preoccupato di rimuoverla. Credo che sia una situazione che non debba più continuare così. Invito l'amministrazione ad intervenire immediatamente. Nonostante le segnalazioni al comune, il litorale sotto Piazza Nettuno rimane una distesa di legname e tubolari in ferro. È rimasto tutto immutato, come si può vedere dalle immagini. Io confido nella capacità del sindaco di riuscire a mantenere l'impegno che ha assunto pubblicamente. Intanto si apprende che il solarium di Piazza Europa non si farà per colpa di un divieto di balneazione. Ne prende atto con un po' di stizza questo cittadino. Ci sarà divieto di balneazione? Anche. Così anche. E allora dove ce ne dobbiamo andare? Al comune in Piazza Duomo a fare il bagno? Ci saranno le spiagge libere della Playa, fruibili dalla metà di maggio, il solarium del nautico e la passerella per l'entrata in acqua in sicurezza dei disabili a San Giovanni Licuti, dove però campeggia un divieto di balneazione in diverse lingue. Da qui l'ennesimo paradosso tipicamente catanese. E al via da oggi fino al 9 aprile al Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al vino, un evento che rappresenta anche un'occasione per celebrare l'eccellenza della vitivinicoltura appunto siciliana. Inaugurato questa mattina il padiglione 2 della regione, allora noi ci colleghiamo con Verona, con l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo. Buongiorno assessore, anche quest'anno insomma la regione assolutamente presente a questo appuntamento per promuovere il Made in Sicily proprio attraverso le sue eccellenze. Buongiorno a tutti. Sì, siamo a Verona per promuovere il vino siciliano e i nostri produttori.
in un momento che può sembrare complicato, ma abbiamo prodotti di eccellenza che esportiamo in tutto il mondo e quindi non c'è nessuna preoccupazione per il momento che stiamo vivendo. Riusciremo sicuramente a superare il problema dei dazi con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rappresentano un 20-25% del nostro mercato, ma abbiamo delle buone esportazioni anche in altri paesi. L'impatto dei dazi sarà un impatto limitato, ma comunque il governo regionale, il governo del Presidente Schifani, che stamattina ha inaugurato appunto Vinitaly per la Sicilia, produrremo tutti gli sforzi per sostenere le imprese, per aprire nuovi mercati e per aumentare l'attrattività in Sicilia con l'enoturismo, che in molte zone della Sicilia potrebbe costituire un'ottima alternativa. Dazi sicuramente uno dei problemi che in questo momento destano più preoccupazione per gli imprenditori, però dobbiamo dire che sono stati mesi difficili anche per quanto riguarda la siccità che ha duramente colpito la nostra regione. Quanto ha inciso questo sulla produzione appunto del vino siciliano? Ma certamente la siccità in alcune zone della Sicilia per quanto riguarda la viticoltura ha inciso. Stiamo superando questo momento, come governo regionale stiamo realizzando tutta una serie di interventi per rendere più efficienti le opere idrauliche, per migliorare la gestione dei serbatoi. Abbiamo realizzato un piano traverse che consentirà di aumentare le disponibilità idriche. Stiamo uscendo dalla crisi di siccità agricola. Io penso che riusciremo a stabilizzare anche l'approvvigionamento idrico in agricoltura. Grazie Assessore per essere stato con noi al TG Sicilia, le auguriamo una buona permanenza naturalmente al Vinitaly. Intanto facciamo un passo indietro perché abbiamo detto che oggi è stato inaugurato appunto il padiglione della Sicilia, non solo con l'assessore Barbagallo, ma era presente anche il presidente della regione Schifani che naturalmente ha parlato del tema dei dazi, ha detto siamo qui proprio per rassicurare, per essere vicini ai nostri produttori. Lo sentiamo. Siamo qui anche per testimoniare una vicinanza e un impegno da parte del governo regionale al settore vitivinicolo e all'imparto agroalimentare, che potrebbe essere il più colpito nel caso in cui i dazi del Presidente Trump dovessero rallentare la nostra esportazione. Siamo qui per incoraggiare i nostri produttori, per dire che siamo con loro, non ci tireremo indietro, già stiamo studiando delle misure finanziarie che aiutino la commercializzazione del nostro prodotto fuori dagli Stati Uniti attraverso fiere, appuntamenti che finanzierà la stessa regione. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Siracusa. Si è conclusa poco fa la bracciata collettiva, una maratona di sensibilizzazione per l'autismo, un tuffo e una nuotata per mostrare vicinanza alle persone speciali. C'era per noi Francesco Aloi. Portano un po' uno spirito di coesione, di partecipazione e anche di conoscenza di alcune tematiche e problematiche che altrimenti non sarebbero poi note alla maggior parte della popolazione. Dalle 7:30 di sabato alle 13:30 di domenica, nel fine settimana della bracciata collettiva ci si tuffa in piscina per la maratona di sensibilizzazione per l'autismo. 30 ore di nuoto ininterrotto che organizza la TMA Gruppo Onlus, con una duplice valenza. Da un lato quello di sensibilizzare il territorio un po' sui temi della disabilità e dell'autismo, e dall'altro quello di far sì che si possa fare una raccolta fondi. Qui siamo a Siracusa, unica città in Sicilia tra le 9 in tutta Italia. Una nuotata senza competizione e il rumore dell'acqua che sa di solidarietà. Già ho nuotato ieri, ho dato il mio contributo e ho voluto darlo anche oggi. Non ci si è fermati nemmeno durante la notte. Una maratona vera e propria che attrae sportivi da ogni parte dell'isola. Siamo pronti per scendere in vasca e partecipare a questo bellissimo evento per dare un contributo. È stato bellissimo, sono venute un sacco di persone da Catania, un sacco di persone di Siracusa, è stato molto bello. Tutto questo per dimostrare vicinanza alle persone speciali, la diversità vista non come un ostacolo, ma come una risorsa.
Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Oggi tante partite importanti, a partire dalla Palermo che sfiderà la capolista Sassuolo. A tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie B con il Palermo che è pronto a scendere in campo alle 15 contro il Sassuolo. Dionisi chiede un'impresa ai suoi contro i neroverdi che ormai sono a un passo dalla Serie A. Marco Gulla. È il giorno di Palermo-Sassuolo e Alessio Dionisi ritrova il suo passato. Arriva la partita più difficile per la squadra rosanero contro la corazzata neroverde. Non sarà facile fare punti. Alle 15 al Barbera servirà una vera impresa. Non concedere a una squadra come Sassuolo è impossibile, ma non concedere in Serie B è impossibile. Dobbiamo concedere il meno possibile di squadra, perché individualmente i ragazzi fanno il massimo come volontà, ma di squadra però dal punto di vista difensivo e offensivo possiamo essere una squadra ancora più applicata, mantenendo le distanze. Dionisi dovrebbe confermare l'11 che ha vinto sul campo della Salernitana, anche se in stagione ha raramente seguito il principio della squadra che vince non si cambia. Verre torna dalla squalifica e potrebbe rappresentare l'unica novità rispetto all'ultima gara, ma sono ancora in corso alcune valutazioni. Eventualmente potrebbe essere confermato Segre assieme a Brunori, trequartista, e poi Poyampalo. Domani dovremmo essere bravi per ripeterci, perché potrebbe darsi che la partita possa essere un po' più come il secondo tempo, e dentro al secondo tempo noi dovremmo mantenere la nostra identità e dovremmo essere bravi, perché vediamo sicuramente una partita fatta bene, con un risultato positivo, ma è molto poco per quello che vogliamo. Al Barbera circa 23.000 spettatori, il Sassuolo, vincendo, potrebbe matematicamente festeggiare la Serie A, Spezia permettendo. E in Serie C anche il Catania oggi incontrerà la capolista Avellino, pubblico delle grandi occasioni allo stadio Massimino. Tonino De Mana. Catania-Avellino è una sfida che non ha bisogno di presentazioni per il blasone delle due squadre e per quello che stanno facendo soprattutto nel girone di ritorno. Si riempie il Massimino che stasera farà registrare il pubblico delle grandi occasioni. Dopo 8 risultati utili consecutivi, il Catania, quinto, affronta l'Avellino, reduce da 7 vittorie di fila che, complici le esclusioni di Turris e Taranto, è balzato in testa al campionato. Irpini quindi che puntano alla promozione diretta, Etnei che invece vanno a caccia dei 3 punti per migliorare la posizione nella griglia dei playoff, con l'obiettivo di giocarli al meglio e possibilmente recuperando gli infortunati di lungo corso. Di solito si fanno frasi fatte, frasi di circostanze, lo dice che queste partite si preparano da sole, no, queste partite si preparano, le prepariamo noi, con la squadra, con l'attenzione, con la concentrazione, studiando bene la strategia di gara che vogliamo adottare, l'avversario, i pregi e i difetti, e siamo pronti per affrontarli. Si rivedono Inglese e Dalmonte, entrambi convocati ma che dovranno essere gestiti per evitare ricadute. La difesa potrà contare sul rientro di Di Gennaro. Quaini potrebbe avere la meglio su De Rosa a centrocampo, mentre in attacco De Paoli e Montalto si contendono una maglia con Gimenez e Lunetta alle spalle. Chi non sarà tra gli oltre 17.000 del Massimino potrà seguire la partita su Telecolor con diretta stadio. Collegamenti dalle 19, più di 3 ore live fino alle interviste ai protagonisti. Differita integrale di Catania-Avellino in esclusiva lunedì alle 22:15 dopo corner. Con la vittoria di Latina si è interrotta la serie di 6 sconfitte consecutive del Trapani, impegno a Potenza invece oggi per il Messina contro il Sorrento. Sergio Colosi. Salvezza certificata e nuove chance di play-off. 40 giorni dopo e con Aronica in panchina, il Trapani ha ritrovato al Latina il sapore del successo con effetti immediati. 3 punti che mancavano dal derby di Messina del 24 febbraio, cui sono seguite 6 sconfitte di fila, per nulla digerite da Antonini. Si riparte dai 35 punti in classifica e da nuove certezze. Una su tutte Zach Ruggero, che è entrato nella ripresa. Al 90° ha firmato l'assist per
per il vantaggio di Reich, altro inserimento dalla panchina prima di raddoppiare nel terzo minuto di recupero. In una gara per lunghi tratti equilibrata con la traversa di Sabatino, unico episodio del primo tempo, ha pesato il rosso a Di Livio. Aronica cerca il miglior Anatriello e una maggiore solidità difensiva in un finale di stagione che vedrà il Trapani ospitare Altamura e Casertana e viaggiare in direzione Benevento. 3 assenti nel Messina oggi pomeriggio a Potenza contro il Sorrento, lo squalificato Buchel e gli infortunati Averi e Morichelli. Serve continuità ai giallorossi dopo gli ultimi 2 successi per non staccarsi dalla Casertana e puntare al play-out, che però potrebbe essere vanificato dall'immobilismo societario. Lutto al braccio e fiori nel settore ospiti in ricordo di Sara Campanella, rientra dell'Aquila e arretra Pedicillo. Un pomeriggio ricco di tanti appuntamenti, quindi per gli amanti del calcio noi ci fermiamo con questo servizio. Vi ricordo che la prossima edizione del TG Sicilia ritorna alle 20. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata e naturalmente una buona domenica.